Ok. Ecco, vedi? Vabbè, time lapse. E abbiamo finito. Il cielo si è un po' velato, non c'è più il bel tempo di questa mattina, il sole che splendeva. Ma che storto che sono. Ma passiamo comunque alla passeggiata. Lo riconoscete questo tavolo e questa panca? Siamo di nuovo alle cascate di Kot. Voi direte, che noia. Non è vero, è bellissima, dovreste venire a farla invece. Siamo qui con Eva. Ciao! Vedi? La vedi? L'hai sentita ma non la vedi e non so se la vedrai, vediamo. Ciao! Ciao! Eva l'hai vista quando parlavamo della squadra, anzi quando siamo andati a filmare la squadra di pallavolo, lei è l'allenatrice. Quindi ti lascio un po' di immagini di questa nuova passeggiata alle cascate di Kot, che se non l'hai vista ancora da quando ti ho detto se l'avevi vista e la prima volta che non l'hai vista la trovi sempre qua su. Crocus. Cosa sono? Questi qua. Io ho capito, ma cosa sono? Dei fiori. Guarda anche bucaneve. Che bello però, eh? Di nuovo la piscina, oggi un po' più alta, la cascata è un po' più cascata e quella cascata là è tanto cascata oggi, vero Eva? Sì. Guarda oggi che bella che è questa anche. Springhi? Ok, a questo punto noi torniamo a casa, quindi salutiamo Eva, Ciao! salutiamo Tiz, salutiamo Spring. No, senza troncato. E noi passiamo al lunedì. Oggi dove siamo? Siamo precisamente qua, guarda, al Bosco Romagno, a Spessa, in comune di Cividale. Siamo qui per vedere un possibile percorso per una passeggiata che faremo prossimamente. Una passeggiata a quattro zampe, ma non solo, ci sarà anche qualcosa di bello per voi bipedi. Volevo intanto farti vedere, guarda qua che bei fiorellini. È pieno, veramente pieno. Guarda che belli, no? Perfetto. Non mi vedrai, comunque abbiamo finito la passeggiata, ciao! Mercoledì e siamo usciti per una passeggiatina. Volevo approfittare per vedere come è diventata questa passeggiata, che non la faccio veramente da tanto tempo. Magari ne faremo un video dedicato. Voi direte, ma tutti questi video dedicati? Sto aspettando una cosa per incastrarle con l'altra, che poi dai, ce la faremo, sì dai, va bene, fatta. Vai. Guarda che immagine, eh? Hai visto il fiorellino? Guarda. Hai visto? Vale, no? L'inizio della primavera che si... No. Aspettami, Springhi. Aspetta. La caduta? Qua cadrò. Garantito. Che agilità. Annusa che sei bella. Brava. Annusa un po'. Ecco, adesso vai via. Perfetto. È un'attrice. Spring. Facile o difficile? Scegli tu. Dai. Giuro che non l'ho fatto apposta. Quindi difficile. Grazie Spring, Comunque, guarda qua. Trincea. Dai, te lo dico, siamo sul Monte Barda, sopra San Pietro Natisone. Nel tempo... Là! Hai visto? Ti ho detto io che mi ribaltavo. Cosa vuoi che sia? Spring, devo prendermi pure per la mano. Andiamo, dai, vai prima tu, tanto che fai la figa. Ecco, a posto. Mo' mi tengo in diretta che tanto volo. Ecco. Hai visto? 2.
Che difficoltà. Guarda qua. Oh. Dai, niente di che. E cartelli nuovi. Guarda qua. La qualità del... Guarda che bello. Oppa. Elasticità che ho. Bene, siamo arrivati. Mi sfugge il termine. Queste? Ecco. Queste sono le trincee della prima guerra mondiale. Ostacoli, oh madonna. Penso di essere l'uomo più ribaltabile del mondo. Oh, cosa ho trovato? Vabbè, prima di farti vedere cosa ho trovato, queste sono le trincee. Ma qua? Mannaggia, mica me lo ricordavo sta cosa. Guarda qua. Guarda che roba, eh. Dai, lo vedi? E da qui guardavano questa roba qua. Vabbè, sai cosa ti dico? Che questo diventerà il video dedicato. Veloce, easy, semplice. Cosa dici, Spring? Oh, cosa dici? Va bene? Di compagnia. La luce. Quando scendo faccio la presentazione e la fine del video dedicato, che trovi qua su non lo so quando, altrimenti lo trovi nel non lo so quanto tempo tanto, no? Perfetto. Guarda che bello. Noi andiamo sto giro per il percorso facile e guarda qua com'è facile, che mi sembra più facile l'altro. Ok, ecco, vedi? Vabbè, time lapse. Bene, con quest'ultimo time lapse io direi che possiamo salutarci e passare a domani. È giovedì, oggi siamo venuti per un cane dove? A Gemona. Allora, sto facendo questo time lapse qua, vedi? Qua c'è il time lapse e questo è il retroscena del time lapse. E adesso ci facciamo pure una foto che troverai sul mio Instagram. Hai visto? Questa la troverai sul mio Instagram, quindi è il retroscena del time lapse della foto di Instagram e le tre cose che faccio insieme ormai sempre. Le senti? Queste sono le campane della torre che andiamo a vedere adesso. Io continuo a cagarmi sotto ad avere la macchina lì. Quanto pare, tieni.
Speriamo. Indovina? Time lapse. Bene, con questo stupendo duomo alle mie spalle ti dico già che troverai prossimamente un video dedicato a Gemona. Prossimamente, se vieni dal futuro qua su, se no più avanti. Io intanto torno a casa e mangio, esco con Spring e tutto il pomeriggio al PC. Passiamo a venerdì. Siamo usciti per fare una piccola passeggiatina. Oggi sono stato tutto il giorno a computer, avevo un cane pomeriggio, è saltato. Usciamo giusto per una passeggiatina e poi devo tornare al PC. Vediamo se riusciamo a fare un 2 springate. Hai visto la Freddy? Dai su. Dai su. Ok, dai, un 2 springate, siamo riusciti a vederle. Quindi a questo punto passiamo a... Ti ho rotto tutto. Quindi a questo punto passiamo a... È domenica, siamo usciti per una passeggiata in questa giornata di pioggia. Ieri piovuto tutto il giorno e mi sono occupato del vlog dell'altra settimana. Se non l'hai visto lo trovi come sempre qua sopra. Siamo qui in questo bel prato fiorito e dobbiamo concludere anche questa settimana. È stata la settimana dei timelapse perché ne ho fatti parecchi. Probabilmente non li hai visti tutti perché alcuni li tengo per i video dedicati dei posti che abbiamo visto, che troverai nel futuro, spero abbastanza prossimo. Come senti ci sono anche tanti bellissimi uccellini. E approfittiamo di questo momento in cui non piove per fare appunto il finale. La prossima settimana sarà bella impegnata, non so quante robe riuscirò a registrare, quante robe riuscirò a fare. Fatto sta che se vuoi seguirla non ti resta che iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Mettimi un mi piace bello come questo prato fiorito o la Spring che è qua sotto e quindi non la vedi. Condividilo su tutti i tuoi social e soprattutto commenta e dici cosa ti pare di questa settimana. Noi iniziamo a fare questa passeggiata prima che piova tantissimo e quindi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Tiz e Spring che adesso vedrai appena ci allontaniamo. Ciao!